Buongiorno a tutti, andiamo a vedere in questa partita un incidente terribile. Vediamo un top player, uno dei candidati che quest'anno hanno giocato il torneo dei candidati per il titolo mondiale. Vediamo come uno di questi top player ha lasciato una torre impresa. Siamo in un torneo rapid, il Mahindra Global Chess League, con 20 minuti a testa, e vediamo la partita di Vidit contro Abdusattorov. Vidit qui ha solo, tra virgolette, 2674 punti, ma a tempo lungo ne ha molti di più, un giocatore fortissimo. Abdusattorov, che è stato campione del mondo, Blitz Rapid, anche lui non ha bisogno di presentazioni. La partita è iniziata con D4, cavallo F6, C4, E6, cavallo F3, B6. Questa è una ovest indiana. Ricordiamoci, quando il nero gioca G6 e alfiere G7, l'est indiana, fianchetto nell'ala di re, quando il nero gioca con B6 e alfiere B7, ovest indiana. Il bianco gioca G3, ora la variante più posizionale con alfiere B7, il nero ha giocato alfiere A6 che è un po' più aggressiva, il bianco gioca B3, non è la più aggressiva, ma difende il pedone e l'idea più aggressiva è donna C2 per rispondere a C5 con D5, però ok, questa è un'altra cosa. Il bianco ha giocato B3 e a questo punto qua ci sono varie opzioni che può giocare il nero. Il nero può giocare in modo posizionale con C6 D5 e su C per D l'idea è giocare C per D, oppure il nero può giocare con alfiere B4 prima o con D5 subito per giocare questa struttura catturando DE e squilibrando la struttura. Il nero gioca prima alfiere B4 perché il nero vuole provocare questo alfiere in D2 in modo che magari il bianco non possa più sviluppare qui il cavallo. A questo punto il nero gioca D5 e siamo in questa struttura sbilanciata dove il nero si riserva la possibilità di giocare in un futuro C5 giocando con i cosiddetti pedoni sospesi. Entrambi i pedoni sono isolati ma controllano tutto il centro, oppure il nero si riserva di mantenere il pedone in C7 o in C6 e giocare in modo diverso nell'ala di donna. Il bianco arrocca, gioca cavallo C3, cavallo D7. Ed ecco, a questo punto qua Vidit gioca una mossa che non è tra le principali, secondo me non è la migliore, che è torre C1. Probabilmente si era ispirato una partita di Caruana che aveva vinto contro Abdusattorov, però forse cavallo E5 che vuole magari entrare in C6 e praticamente provoca alfiere B7, potrebbe essere un po' meglio, poi torre C1 ora, alfiere F4, dopo che provoca l'alfiere andare in una casella più passiva, oppure forse anche donna C2, no? Un pochino più solida, o cavallo E5, donna C2, mi piace un po' di più. Torre C1 che è stata giocata in partita ci sta, mi piace un po' di meno. Alfiere A3, a questo punto torre E8, a questo punto Noribek Abdusattorov devia già da una sua partita precedente che ha giocato contro Caruana. Bianco attiva l'alfiere, C6, il nero non gioca C5, dopodiché magari questo alfiere potrebbe avere dei problemi, ci sono già delle debolezze, gioca C6 e questa struttura sarà molto forte, si può mantenere intatta. La torre in C2 un pochino strana. Il piano del bianco dovrebbe essere giocare per E4, ma avrebbe bisogno della donna in C2, no? È difficile, anche il pedone in B3 non aiuta molto. Bianco gioca torre 1, alfiere B4. Forse alfiere B4 non è la più precisa, magari il nero poteva giocare alfiere B7 difendendo il pedone, profilassi o H6 creandosi un buco per il re e togliendo la casella G5 ai pezzi bianchi. Dopo alfiere B4, A3, bella mossa, si attacca l'alfiere, si vuole guadagnare la coppia degli alfieri, il punto è che su alfiere per A3 seguirebbe donna 1 e uno dei due alfieri cade. Su donna E7, torre A2 rinforzando l'attacco il bianco sta meglio. Alfiere F8 è stata giocata, la saggia, B4 provando a giocare un attacco di minoranza, alfiere B7, ecco forse il bianco sta un po' meglio, il bianco forse avrebbe dovuto giocare cavallo E5 qui, e ora su cavallo per E5 si poteva anche non giocare, però se non si gioca il bianco giocherà B5, vuole attaccare il difensore di D5 su cavallo per, di per il bianco sta bene perché in questa struttura non so, il cavallo si muove, poi il bianco può rompere con E4, prende il gioco, non so, su D per E4, magari si può prendere difendendo E5 o torre D2, il nero avrebbe dei problemi, il bianco starebbe bene qua. Su cavallo H5 il bianco potrebbe anche giocare E3 per prendere, il bianco rinuncia alla coppia degli alfieri,
però starebbe molto bene, c'è più centro, può rompere con B5 per catturare su D4, cavallo E4, il bianco starebbe meglio, quindi forse cavallo E5 era la chance di andare in vantaggio. Il bianco gioca donna B1 e perde un po' il filo, A5 controgiocando, il punto è che il bianco gioca donna B3 perché su B5 gli dà fastidio C5, e ora non è così chiara la cosa perché su B per C il bianco ha un pedone passato, è vero, ma questi pedoni sono forti, possono avanzare, il bianco con la donna in B1 non ha i pezzi per attaccarli. Il bianco gioca donna B3, più solido, nero prende, il nero gioca B5, il nero potrebbe avere dei piani di portare un cavallo in C4, il bianco ha i pezzi più lontani, per esempio per entrare con il cavallo in C5, alfiere G5 per cambiare uno dei cavalli neri, cavallo B6 era possibile, ma forse il bianco vuole rompere con E4, il nero dice va bene, H6, rinuncio per ora a questo piano ma guadagno la coppia degli alfieri. Se il bianco fosse tornato indietro, cavallo B6 sarebbe stata forte. Alfiere per F6, cavallo per F6, cavallo E5 sviluppandosi, alfiere D6 per cambiare il cavallo magari guadagnando un pedone. Il bianco torna indietro, va in questa casella, ma il nero qua la coppia degli alfieri, alfiere C8, il cavallo in C5 attaccherebbe il vuoto, il bianco apre la posizione. Il bianco prende spazio, però apre la posizione alla coppia degli alfieri nera. La posizione è circa pari. Alfiere 6, questo alfiere è fortissimo, presa, sto pedone è debole, ma questi alfieri neri sono forti. E qua il bianco gioca di 5. Il bianco avrebbe potuto, non so, spostare qua la donna, ma il nero avrebbe potuto, non so, difendere il pedone, poi avrebbe giocato alfiere C4. Prendere il pedone sarebbe stato pericoloso, no? Perché c'è questa inchiodatura. Ecco, il bianco gioca di 5 per liquidare. Il bianco probabilmente non si sentiva molto bene, si sentiva scomodo, quindi vuole semplificare, vuole eliminare la coppia degli alfieri nere. Il nero gioca torre A1, facendo pressione, presa, torre C1, donna D4, centralizzandosi su alfiere per E6, torre per E6. Il nero sta molto bene, ben centralizzato, il bianco sta difendendo il pedone, l'alfiere un po' più forte del cavallo, il bianco impercettibilmente debole, no? Il nero potrebbe già pensare a piani d'attacco, e la torre attiva. Bianco da scacco, e a questo punto gioca donna C2 creando attacchi di scoperta, la posizione è circa pari, forse solo un po' più comoda da giocare per il nero ma circa pari, donna E4, evitando problemi lungo la diagonale, torre C3, e a questo punto H5, l'idea di giocare H4, H3, il nero andrà a stare molto bene. Su H3, H4 e l'arrocco bianco viene aperto. Il bianco gioca H4 lui, torre G6, ci sono già minacce, magari in un futuro ci saranno minacce tipo donna per H4, per questa inchiodatura. Il bianco gioca cavallo C5, e a questo punto donna per H4 sembra l'idea, ma qua c'è eliminazione del pezzo inchiodante. Donna per G6, il bianco vince. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Quindi qua dopo cavallo C5 il nero semplicemente prende in D4. Il nero ha già un pedoncino in più e sta un po' meglio. Quindi qua cavallo D3 ci sta, ma forse non è sufficiente. Alfiere E7, evitando questo scacco, sta un pochino meglio il bianco. Il bianco gioca, cioè sta un pochino meglio il nero, perché ha un pedone in più. Torre F3, e qua il nero gioca donna 4. Ovviamente il cambio delle donne favorirebbe il nero, perché poi il pedone A verrebbe appoggiato. Il bianco gioca donna B1, mantiene l'inchiodatura, mantiene questo attacco, e il nero gioca re G8, difendendosi. A questo punto il bianco gioca questo attacco, doppio, il nero va in A8, attaccando la torre in F3. A questo punto torre F5, mantenendo l'attacco su due pedoni, probabilmente avrebbe portato un gioco circa pari. Il nero forse starebbe un po' meglio per il pedone passato, ma il bianco ristabilirebbe la parità di materiale. Nonostante questo pedone, il bianco dovrebbe pareggiare il gioco. Ebbene, il punto è che in questa posizione, dopo donna 8, l'incidente. Cavallo per B5 e donna per F3, la partita è finita. Torre in presa 7. E non è inutile continuare qua contro Abdusattorov, il bianco abbandona. Cosa ci insegna questa partita? Anche i più grandi possono sbagliare, non bisogna rammaricarsi se si fanno questi errori. Può capitare, cioè bisogna rammaricarsi, ma
Queste sviste raramente, ma possono capitare a tutti. Spero che questa partita sia piaciuta e ci vediamo presto con altre partite commentate. Alla prossima!